Mister Stefano Daniel, al termine della terza e ultima gara della categoria allievi del torneo delle regioni, vinta 2-1 contro la Sicilia. Mister, l'eliminazione era già matematica, però insomma avete messo in campo orgoglio, cuore, avete portato a casa una bella vittoria. Come si chiude questo torneo? Beh, sicuramente il torneo è stato negativo. Probabilmente le grosse aspettative che avevano i ragazzi si sono frantumate dopo la prima partita e hanno trovato delle grandi difficoltà. Gli faccio un plauso per l'ultima, questa con la Sicilia, perché hanno combattuto fino alla fine e hanno tirato fuori un po' di orgoglio personale per poter portare a casa almeno i 3 punti. L'esperienza comunque credo che sia negativa, dobbiamo in qualche modo riflettere su come sono andate le cose e su quello che possiamo sicuramente migliorare. Luca Spagnola, attaccante della rappresentativa allievi del CR Veneto, qui al termine della gara vinta 2-1 contro la Sicilia. Luca, hai aperto tu le marcature, insomma siete riusciti a portare a casa almeno la vittoria nell'ultima gara. Che sensazioni da questa sfida, insomma in generale da questa avventura in Trentino? È stata un'esperienza molto positiva, anche se le prime 2 partite sono andate male, ma comunque siamo riusciti a portare a casa questa partita che ci è servita molto per noi stessi. Ecco, hai parlato delle prime 2 partite, secondo te cosa vi è mancato insomma, per riuscire a centrare l'obiettivo dei quarti? Ci è mancata la grinta e poi lo spirito di squadra perché eravamo tanti individuali. Giulio Montemezzo, centrocampista della rappresentativa allievi del Veneto, al termine della gara vinta 2-1 contro la Sicilia. Giulio, era una partita importante soprattutto per l'onore, per chiudere almeno in bellezza il torneo. Hai realizzato tu il secondo gol. Che gara è stata e che avventura è stata questa in Trentino? Una gara comunque difficile, sapevamo che dovevamo vincere per noi stessi, per chi ci ha portato via, e abbiamo giocato al massimo e il risultato l'abbiamo portato a casa. E cosa vi è mancato secondo te nelle 2 precedenti partite per insomma, provare ad arrivare ai quarti? Magari un po' la concentrazione, ma comunque c'è stato l'impegno da parte di tutti e quindi portiamo a casa tutto questo e ci sarà da bagaglio per le prossime avventure.